Il progetto lo abbiamo dedicato proprio alla storia della moda e del costume, ha per titolo La moda racconta. Che cosa racconta la moda, ovvero il guardaroba, la collezione di 220 pezzi della famiglia D'Arco che noi conserviamo, che abbiamo inventariato, che abbiamo individuato, abbiamo naturalmente avviato a un progetto di restauro. Serve per fare una mappa di come una famiglia aristocratica come quella dei Conti d'Arco amava abitualmente appunto ordinare, quindi farsi confezionare su misura degli abiti. La seconda fase sarà naturalmente mettere a disposizione di questa collezione straordinaria uno luogo, uno spazio che abbiamo voluto chiamare archivio tessile, dove ci sarà un'atmosfera controllata, una temperatura, un controllo dell'umidità, una luce che appunto non andrà ad alterare né il colore nemmeno la materia, poiché i tessuti sono fra i materiali più fragili al mondo per quanto riguarda appunto oggetti storici. Lo smoking che vedete è uno smoking datato 1898 in un panno di lana, è stato realizzato dalla sartoria Mattina, Filippo Mattina di Roma, era la sartoria della Casa Reale dei Savoia, del re Umberto naturalmente, Umberto I e poi Vittorio Emanuele III. Lo smoking apparteneva al conte Francesco Antonio e abbiamo tutti i documenti di acquisto, quindi che certificano sia il momento in cui è stato acquistato e con quali altri accessori era pervenuto appunto la famiglia D'Arco. L'abito da sera in seta azzurro è firmato Maison Finzi, la sartoria Finzi di Milano, via Manzoni numero 6, quindi nel cuore della Milano aristocratica, della Milano della grande borghesia. Era una sartoria piuttosto importante. Questo abito è appartenuto alla contessa, è un abito da sera, è un abito ricamato con perline, con strass, e il restauro lo ha riportato naturalmente alla sua lucentezza e alla forma più splendida che aveva naturalmente originariamente. L'abito avorio, tutto ricamato con perline e con strass, è un abito che è databile fra il 1907 e il 1912. È un abito da gran sera, vedete con la coda, e è un abito del quale non abbiamo una certezza della provenienza, perché mancano i riferimenti appunto sull'abito stesso, non ci sono naturalmente le etichette che forse si sono staccate, si sono perdute. È un abito estremamente elegante, molto prezioso. Il restauro è stato provvidenziale, perché lo ha riportato a questa condizione davvero di eccezionale eleganza. La moda, vedete, racconta di storie, ma racconta anche di una testimonianza importante, ovvero lo stile, la consuetudine di approcciare il mondo delle sartorie in Italia fra un periodo diciamo che precede la Prima Guerra Mondiale e quello che anticipa la Seconda.